in che 20 di febbraio è la festa della Madonna de Lourdes, giornata mondiale del malato o dell'ammalato o degli ammalati, data molto cara a tante persone, sia appunto a chi è nella sofferenza, sia ai loro familiari, sia anche a tutti coloro che se ne prendono cura. Fra le tantissime maniere in cui potevamo ricordarla, ho voluto collegarmi anche in questa occasione con una poesia di Giosafat Rotondi, il nostro poeta che l'anno passato riguarda i 130 anni di quando è nato e i 50 della morte. È una poesia che si intitola sorella evidentemente, dedicato alla sua sorella Emilia, che si dedicò, fra le altre cose, si dedicò all'attività di volontaria nell'Unitalsi. L'Unitalsi, penso che molti di voi lo sappiano, è quell'associazione, significa Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, che con i suoi barellieri e le sue dame accompagna appunto gli ammalati a Lourdes e in altri santuari. E fra di noi, fra di voi, conosciamo tante persone appunto impegnate in questo bellissimo modo di aiutare il prossimo. Ecco, la sorella Emilia, appunto, che tra l'altro fu l'ultima delle sorelle, di sorelle e fratelli della sua famiglia, della famiglia di Rotondi, a sopravvivere, che io tra l'altro ho conosciuto anche personalmente abbastanza bene, quindi me la ricordo. Questa donna di grande cultura, mite ma anche molto forte, persona di grande personalità, insieme all'altra sorella Elviretta, ecco. E il poeta sono 6 versi molto semplici, sono abbastanza comprensibili. Dice, quando sentendo i malati, perché gli ammalati quando vanno a Lourdes chiamano sorella le dame, le persone le donne che le aiutano, come si chiamano sorella anche le suore, però queste persone non sono delle suore, sono delle laiche, delle persone diciamo non consacrate, che però in quel momento si dedicano appunto agli ammalati. E lui dice: quando ho sentito i malati chiamarti con questo nome sorella, tu che sei mia sorella, ho capito cosa vuol dire questo termine così bello, così dolce, e sono contento che tu sia mia sorella. Mi è parso ancora più grande questo nome. Ecco, questo lo lascio come dedica appunto a tutti gli ammalati, sperando che guariscano presto, ai loro familiari, alle persone che li assistono, a chi dell'Unitalsi o anche nell'Oftar, anche in altre associazioni se ne curano. Questa poesia fu scritta il 27 giugno del 1958 e venne pubblicata nella raccolta delle poesie di Rotondi a cura del Lions Club di Paderno Lugnano nel 1986-87, ed era un inedito perché non fa parte della raccolta Stime Versari originale. Surela, anzi Surela con punto esclamativo. Quant ho sentì malà a chiamat Surela, ho capì veramente cosa ver di sta parola in sci bona, in sci mai bella, sta parola in sci dulsa, in sci santa, in sci mai benedetta. E ho ringraziato il Signore che te siete la sorella mia de mi, per mia benedizione e me favore. Grazie, a presto, ciao.